Il quadro delle pensioni è tutt'altro che roseo, a spiegarlo è il 10° rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano prodotto dal Centro Studi Itinerari Previdenziali, che per primo aveva messo in luce i rischi derivanti dallo stretto rapporto tra occupati e pensionati. L'Italia si conferma quindi tra le nazioni peggiori in Europa sul fronte occupazionale, con solo il 39% di lavoratori in rapporto alla popolazione, e distante di 10 punti percentuali dalla media europea per occupazione femminile e giovanile. Il segretario della UIL di Agrigento, Gero Acquisto, afferma come, se pensiamo al nostro territorio dove il mercato di lavoro è pressappoco inesistente e l'attuale complesso contesto economico e sociale, le pensioni rimangono uno dei temi prioritari da affrontare per rispondere ai bisogni dei lavoratori e dei pensionati. Come ripeto, afferma Gero Acquisto, segretario provinciale della UIL, nella nostra provincia i giovani sono stati già abbastanza mortificati da un sistema che non li fa entrare davvero al 100% a lavorare e non gli consente pertanto di costruire un futuro né dal punto di vista sociale né da quello previdenziale. Se trovare un lavoro è un problema, pensare alla pensione è un'utopia. Le proposte del sindacato, continua Gero Acquisto della UIL, indicano la necessità della creazione di una pensione contributiva di garanzia, collegata eventualmente graduata rispetto al numero di anni di lavoro e di contributi versati, che consideri e valorizzi in ambito previdenziale i periodi di disoccupazione, di formazione, di basse retribuzioni, per assicurare a tutti un assegno pensionistico dignitoso, anche attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Bisognerebbe inoltre rilanciare le adesioni alla previdenza, conclude Gero Acquisto, da anni sostanzialmente stagnanti, rendendola effettivamente accessibile anche a chi lavora nelle piccole imprese e a quei giovani, in quanto rappresenta la possibilità di un supporto economico che diventa sempre più significativo e importante.